Grandissimo Bardolino Verona. In Sardegna, nel big match di vertice della Serie A, le gialloblu infliggono alla blasonata Torres la più pesante sconfitta casalinga di tutti i tempi. Un 6-1 che consente alle veronesi, con una gara da recuperare, di agguantare le sassaresi in vetta. Con il favore di un vento impetuoso, le sarde si rendono pericolose in avvio di gara grazie alle conclusioni di Domenichetti e Fuselli, ma sono le ragazze di mister Longega a passare al primo affondo. Azione di Gabbiadini sulla destra, palla dentro per Boni, che lascia a Vicchiarello brava a trafiggere Penzo con un secco rasoterra. La Torres risponde con Pamela Conti, che dalla distanza chiama al difficile intervento la strepitosa Brunozzi. Scampato il pericolo, il Bardolino va al raddoppio. Solito servizio dalla destra di Gabbiadini, Penzo allontana, Vicchiarello controlla e sigla la doppietta ammutolendo il pubblico sardo. La Torres appare frastornata e rischia di subire la terza rete sulla conclusione dal limite di Valentina Boni, che si stampa sulla traversa. Tris rinviato solamente di qualche minuto. Alla mezz'ora ancora un devastante Gabbiadini crossa dal fondo. Penzo non trattiene e Patrizia Panico in agguato mette dentro da 2 passi. Bomber della nazionale che subito dopo realizza il poker giallo-blu. Servizio al bacio di Boni per Panico, che piazza la sfera alle spalle della numero 1 isolana con un tocco morbido. Prima del riposo la Torres riapre uno spiraglio di speranza, accorciando le distanze con Perelli, che in sospetto fuorigioco da distanza ravvicinata mette dentro con Brunozzi fuori causa. Quello delle sarde è un fuoco di paglia, perché al rientro dagli spogliatoi Acqua Centropose chiude i conti. Valentina Boni coglie il suo secondo legno con un diagonale a rasoterra e poco dopo trasforma il calcio di rigore conseguente all'atterramento di Panico ad opera della neoentrata Winkler. Non c'è più partita e all'11° la stessa Patrizia Panico confeziona il cappotto della tripletta personale con un pallonetto sull'uscita del portiere. La corazzata gialloblu si riprende così la testa della classifica e lancia un chiaro messaggio. Nonostante le fatiche di Champion, Boni e compagne si ripropongono come le candidate più autorevoli per il tricolore.